Niki Grauso, pioniere e visionario dell'informazione. È possibile che abbiate già navigato sulle onde radio sarde, visto un telegiornale locale o letto notizie online. Ma sapete chi c'è stato all'inizio di tutto questo? Guidando l'innovazione quando l'informazione digitale era ancora un mistero? Diciamo addio a Niki Grauso, Nicola all'anagrafe. Si è spento a 76 anni nella sua casa di Cagliari dopo una lunga malattia, un tumore incurabile diagnosticato l'anno scorso. Il mondo dell'editoria e dell'informazione piange la scomparsa di questo imprenditore visionario. Riconosciuto come un vero pioniere dell'informazione moderna e un precursore nel mondo dell'informazione. La sua avventura, definita in parte in chiaroscuro con successi alternati a fragorosi fallimenti, è iniziata nel 1975, quando diede vita a Radiolina FM 98 MHz. Fu la prima radio privata in Sardegna e tra le prime in tutta Italia. Pochi mesi dopo, nello stesso anno, mosse i suoi passi nel mondo televisivo, battezzando le trasmissioni di Videolina, che divenne la prima televisione via etere dell'isola. Nel 1985, cavalcando il successo decennale di queste esperienze radiofoniche e televisive, iniziò la sua avventura con l'Unione Sarda, il principale quotidiano dell'isola. Non si limitò alla gestione, modernizzò il giornale, che all'epoca usava ancora tecniche come piombo e linotype, investendo nell'acquisto dei primi computer e nella telematizzazione della stampa. Ma il suo spirito innovatore guardava già oltre. Nel 1994, quando il web era ancora una creatura misteriosa e ignota, Grauso fondò il sito internet dell'Unione Sarda, unionesarda.it. Fu un traguardo storico, il primo giornale online in Europa e il secondo nel mondo, subito dopo il Washington Post. Non si fermò qui, sempre negli anni 90, diede vita a Video Online, che viene definito il primo internet provider globale d'Italia e, con un'altra prospettiva, uno dei primi internet provider italiani, ricordato per essere stato il primo in Italia a offrire la connessione gratuita. La sua vita non fu dedicata solo all'editoria. Si candidò a sindaco di Cagliari nel 1998 e divenne consigliere regionale con un progetto politico da lui fondato, chiamato Nuovo Movimento. Tra i fallimenti ascritti alla sua carriera, le fonti menzionano l'esperienza con la cartiera di Arbatax e la fondazione del Giornale di Sardegna, trasformato poi nella catena Free Presepolis. In sintesi, Niki Grauso è stato una figura centrale nel panorama mediatico e digitale italiano, soprattutto per la Sardegna. Un pioniere che ha saputo vedere il futuro prima di molti altri, considerando l'impatto rivoluzionario che hanno avuto le sue iniziative come i primi giornali online e i provider internet gratuiti. Quale pensate sia stata l'eredità più duratura del suo sguardo visionario sul modo in cui consumiamo le informazioni oggi?